Cari telespettatori, ben ritornati anche quest'oggi, come sempre nel nostro spazio di appuntamento e di approfondimento in collaborazione con l'Ospedale CGIL del Veneto, e quindi parliamo di anziani, parliamo di persone in difficoltà, di pensionati, e questa volta mettiamo l'accento su un tema che interessa tantissimi, tanti ci hanno anche scritto al riguardo, e quindi parliamo di vaccinazioni, parliamo di situazioni di difficoltà per accedere a questi benedetti vaccini, soprattutto per certe fasce di persone. Cosa è stato fatto, cosa si sta cercando di fare, come si sta muovendo anche il sindacato per tutelare ovviamente le persone anziane. Adesso ne parliamo insieme, vediamo anche un po' di fare alcuni numeri di questo processo via via crescente, speriamo che vada avanti tra l'altro, vaccini consentendo, con i nostri esperti, i nostri ospiti. Ben arrivata Assunta Motta, grazie di essere qui con noi, signora responsabile del Dipartimento Welfare CGIL del Veneto, e ben ritornato Fulvio Dal Zio, della segreteria dello CGIL del Veneto. Grazie anche a lei di essere qui con noi. Grazie a lei e a tutti i telespettatori. Allora, prima le signore, cominciamo un po' a fare il punto della situazione. In Veneto non siete pienamente soddisfatti, poi vedremo un po' particolare gli anziani con il segretario. Avete però avuto un paio di incontri, sono stati stilati un paio di protocolli, insomma ci faccia un po' il quadro della situazione allo stato attuale per quel che riguarda la sua competenza naturalmente. Sì, buongiorno a tutti nuovamente. Io per fare un po' il punto della situazione è necessario capire un po' come si è evoluta in questi ultimi periodi la situazione legata alle vaccinazioni. Allora c'è un protocollo nazionale che definisce quali sono le categorie che hanno maggiori necessità e sono maggiormente fragili rispetto alla necessità di vaccinazioni, e da quello a scendere il protocollo prevede che anche nelle sedi periferiche si tenga conto di queste indicazioni che sono fondamentali per poter suddividere l'utenza in categorie legate alle patologie, all'età e al tipo di lavoro che fanno, per poter procedere con le vaccinazioni. Ad oggi le priorità sono state date inizialmente per tutto il personale sanitario, per alcuni servizi pubblici essenziali di personale che opera appunto in queste realtà lavorative, e adesso si è attivato il percorso legato agli ottantenni e ultra ottantenni, che dovrebbe essere in uno stato più avanzato, ma abbiamo notizie che ancora manca un 25% di personale di utenza ultra ottantenne che non è ancora stata vaccinata. Questo è legato fondamentalmente un po' al fatto che la fornitura dei vaccini non è costante, e un po' anche alle difficoltà organizzative che ci sono state nella nostra regione. Prevalentemente la piattaforma iniziale che funzionava poco e male, questa nuova pare che funzioni un po' meglio, ma è l'unico strumento per poter prenotare le vaccinazioni, e sappiamo che la popolazione anziana, comunque ultra ottantenne, non ha molta dimestichezza con le prenotazioni online, ed è l'unico strumento purtroppo ad oggi. Per cui insomma siamo in una situazione un po' diciamo non ci soddisfa. Siamo preoccupati anche per alcune categorie di persone particolarmente fragili che ancora non sono state vaccinate, e soprattutto per le persone che sono portatrici di handicap, e non sono poche, circa 300.000, e persone che necessitano di vaccinazione a domicilio perché non sono e qui tocchiamo degli aspetti molto importanti. Qua la fermo un secondo perché sì. sta dando la risposta a tantissime mail, noi le leggiamo tutte, io vi ricordo, a volte giriamo dove ce lo consentite il vostro numero di cellulare alle sedi, alla segreteria dello CGIL, per cui sottolineiamo che sono al corrente di tutto. Dove non è possibile invece le rispondiamo adesso in trasmissione, se non ci autorizzate a dare il numero. Allora chiedo, prima di entrare nel merito specifico, di far vedere la slide Veneto somministrazioni totali, perché questo si riferisce a quello che lei sottolineava in tutto, quindi un po' il quadro, che ci fa capire qual è il punto della distribuzione delle somministrazioni
in tutta l'area del territorio. Vediamo un po' la slide Veneto Somministrazioni Totali e la fonte è www.governo.it, per cui è un report ufficiale questo di cui stiamo parlando. Allora, come è messa la situazione in Veneto? Allora, la situazione in Veneto ad oggi, il numero di vaccinazioni che è stato fatto è circa 1.100.000 dosi somministrate. Chi con la prima dose soltanto, chi con la prima e con la seconda dose. Il Veneto conta una popolazione di circa 6 milioni di cittadini, per cui siamo a insomma, in una percentuale abbastanza bassa ancora per le vaccinazioni. Dicevo prima, il problema riguarda anche la fornitura dei vaccini che non arrivano e che su alcuni vaccini sappiamo c'è una polemica in atto e anche delle difficoltà legate alla fascia di età di somministrazione, per cui insomma si sta un po' cercando di far fronte alle esigenze in modo da continuare con le vaccinazioni, anche se la situazione sta arrancando abbastanza. Fulvio Dal Zio, cosa dice a questo riguardo? Le altre regioni come sono messe? Perché in realtà noi abbiamo fatto una corsa, le abbiamo consumate tutte e poi adesso stiamo recuperando. In altre regioni invece vanno pian pianino, tranquilletti, e quindi se le fanno, allungano un po' le tempistiche, però aprono tante più fasce di età, perché parlando con persone magari che si conoscono di altre regioni scopre che il 65enne è già stato vaccinato anziché 75enne, cioè c'è un misto mare in Italia, c'è un po' di tutto. Sì, la situazione l'ha fotografata benissimo lei. Il Veneto è alto, insomma, rispetto ai vaccini disponibili, quelli somministrati siamo sull'80%. E siamo abbastanza rigorosi nel rispetto delle fasce. Però ecco, come giustamente ha sottolineato, qui siamo in una situazione, e lo diceva benissimo la mia collega poco fa, di estrema confusione. C'è un piano di vaccino nazionale che dà alcune direttrici ben precise, però poi il dato è che poi ogni regione fa quello che vuole e all'interno della regione ogni ULSS fa quello che vuole. E poi se andiamo un po' più giù, poi anche i medici di medicina generale, ognuno fa un po' quello. Quindi la situazione è molto caotica. Certamente la cosa più importante è sottolineare come la difficoltà di approvvigionamento per quanto riguarda i vaccini. Nella giornata di ieri ne sono stati fatti circa 30.000, sì. Ecco, e quindi siamo ancora lontani rispetto ai 50.000 che sono stati indicati come obiettivo e 500.000 a livello nazionale. Per quanto riguarda poi la questione delle priorità, nel Veneto ormai siamo a 110.000 morti circa, quindi insomma mi sembra che Vicenza abbia 100.000 abitanti, quindi stiamo parlando di questa entità. Ecco. No, scusi, ho sbagliato, 11.000 a livello nazionale sono. 11.000, stiamo parlando quindi di un comune medio. I nostri comuni nel Veneto sono pochi abitanti, sono tanti però pochi abitanti, però insomma 11.000 è un comune importante nel nostro panorama, quindi questa è l'entità. Di questa entità il 45% dei decessi sono over 80. Compresi quindi anche chi ha più di 90 anni eccetera. Se poi includiamo anche gli over 70 arriviamo al 55%, quindi insomma la priorità non c'è dubbio che sono gli over 80 e gli altri sì, almeno da mettere in sicurezza la fascia più fragile, dopo queste poter sono aprire. Le persone più fragili e queste bisogna, come dire, dare priorità.
anche il protocollo che è stato sottoscritto l'altro giorno. Due protocolli, di che cosa si tratta? Uno è l'aggiornamento del protocollo sulla sicurezza per la pandemia, che era stato sottoscritto l'anno scorso, insomma, che poi ha avuto anche valenza di legge. Però poi è stato sottoscritto un altro protocollo con le parti sociali su sollecitazione anche del Ministero della Salute e del Lavoro per quanto riguarda la vaccinazione nei luoghi di lavoro. Però ecco, su questo, che poi ci sarà confronti anche a livello territoriale, non può andare a discapito delle indicazioni date dal piano di vaccinazione nazionale. L'indicazione è chiara: prima le persone fragili e quindi gli over ottantenni. Siamo ancora troppo indietro, e poi, come era stato sottolineato, ci sono centinaia di migliaia, si parlava di 300.000 persone fragili nel Veneto che devono ancora essere vaccinate, e 100.000 anche di persone che sono a casa con l'ADI, insomma, con l'assistenza domiciliare integrata. Queste persone bisogna fare rapidamente andare a casa a vaccinarli, perché oltre a non essere in grado magari di utilizzare gli strumenti digitali, però non sono nemmeno in grado magari di recarsi nei luoghi di vaccinazione. Quindi ecco, su questo noi insistiamo in modo particolare. Importante vaccinare, su questo non c'è dubbio, però ci sono delle priorità. Va messo in sicurezza prima le persone più fragili, che, come purtroppo testimoniano i decessi, sono quelli che hanno più di 80 anni. Sottolineo un'altra cosa: nei vaccini fatti nella nostra regione, siamo, dicevo, 1.100.000, c'è un dato che è il più alto, perché è vero che siamo i più alti rispetto alle dosi disponibili, però c'è un altro dato che va sottolineato. Sotto la classificazione altro ci sono 300.000 vaccini fatti. C'è la classificazione legata al personale sanitario. Infatti io vorrei, se la regia riesce a metterci in onda la slide Veneto somministrazioni per categoria, se no lo facciamo dopo la pubblicità, vediamo se riusciamo adesso almeno, per capire appunto, c'è questo benedetto altro, quali sono questi altri, 300.167, vediamo un po' la slide se riescono a metterla in onda, prego. Eccola qua. Ecco, e quindi da questa slide emerge anche che non tutti gli ospiti delle case di riposo sono vaccinati, per cui anche su quello bisogna rapidamente procedere, insomma, per completare la vaccinazione. Molto è stato fatto, però insomma, da qui a dire che tutto va bene e che sono stati tutti vaccinati, c'è ancora un'ampia fetta di ospiti che devono essere vaccinati. Però ecco, il dato è 300, quello che vogliamo sottolineare è questo dato di queste 300.000 vaccinazioni sotto la voce altro. Assolutamente sì. Stiamo parlando del 30%, perché 1.100.000, se non è il 30 sarà il 28, insomma adesso il dato esatto, la percentuale esatta la lascio a voi. Le altre regioni, parlo dell'Emilia Romagna, della Lombardia, insomma, quindi altro hanno il 18,3%, Lombardia 7,9%. Allora, senza voler fare nessuna dietrologia, però insomma, dopo quello che ha detto ieri il Presidente del Consiglio Draghi in conferenza stampa, si può anche pensare male, insomma, però non vogliamo fare nessuna dietrologia, però che ci sia una trasparenza anche su questo dato credo sia necessario, perché aiuta tutti quanti a comprendere in maniera esatta, in maniera compiuta, in maniera corretta qual è la situazione della vaccinazione, insomma. Ecco. Pensiamo all'esempio che stavano incominciando, non so se hanno incominciato, il personale del Comune di Padova, per esempio, non diceva questo era senza dubbio altro, oppure forse i docenti universitari con tutto il personale dell'università, tutti questi sono altri, intanto si sono vaccinati. Dicono che la variante giapponese non risponda al vaccino, non so se è vero, ma che il virus muta è certo ormai, e che muta per sopravvivere pure. Se aspettiamo di aprire tutto e salvarci col vaccino, allora meglio che stiamo zitti a crepare in casa per asfissia. Saluti. Ecco, questa paura delle varianti non coperte dal vaccino, con la grande mobilità internazionale mondiale che ormai esiste, è un dato di fatto. Arriveranno e dobbiamo trovare un nuovo modo anche di vivere, di comportarsi, questo senza dubbio. Forse perché c'è anche l'altro problema,
che anche l'anziano una volta che viene vaccinato, per esempio, ma non solo l'anziano, le persone che vengono vaccinate si sentono talmente tranquille che sono un po' più scialle, insomma, con la mascherina, hanno più difficoltà a mettere i rapporti, e in realtà possono essere ugualmente vettori del virus e contaminare altre persone. Certo. E purtroppo il discorso dell'immunità di gregge non avverrà quasi mai, perché saranno sempre anche paesi, in realtà, popolazioni che non potranno essere vaccinati, più fragili, che non possono avere il vaccino, lo vediamo anche da noi. E quindi bisogna assumere forse un comportamento responsabile a prescindere, che è un po', non è così automatico, forse se voi che avete l'autorevolezza di comunicarlo a chiunque, cioè io ieri vedevo davanti a un bar, è intervenuta poi la polizia, ma ci sono state 14-15 anzianotti che erano tranquilli con la mascherina bassa, che facevano congregari davanti, ma insomma, sono stati tutti vaccinati, e comunque e anche se sono e anche fossero, voglio dire, dopo erano arrabbiati perché è passata la polizia, qualcuno avrà fatto la segnalazione, mi viene a sorridere e dico vabbè. Certo, certo. Beh, noi ovviamente non siamo dei virologi e non sappiamo però il consiglio dall'esterno, avete l'autorevolezza di dirlo. Che le vaccinazioni che stanno facendo saranno sufficienti a garantire. Però è chiaro, dalle indicazioni che ci stanno dando, comunque anche se uno è vaccinato con la prima e a maggior ragione prima e la seconda dose, in ogni caso deve tenere alto il livello di guardia, perché intanto la vaccinazione non copre il 100% e quindi già questo è un elemento, e comunque il virus sta continuando a girare e finché non c'è una alta percentuale di persone vaccinate e non più in grado di acquisire il virus, dobbiamo rimanere in con queste modalità. Leggo il messaggio che è arrivato, se dalla regia ce lo rimettono un attimo in onda, che così lo leggiamo, che i nostri telespettatori tengono che vengano letti i messaggi. Poi chiedo anche la slide delle somministrazioni per fasce di età. Se metto, ci vuole un periodo di attesa di 15 minuti per ogni vaccinato. Se mandiamo a casa dei pazienti a vaccinare, tra 10 anni siamo ancora alla prima dose. Devono organizzare con la protezione civile il trasporto presso le sedi vaccinali. E questo è soprattutto la seconda parte, quello che volevo chiederle, e si allacciava al discorso che lei stava facendo prima. Abbiamo avuto tante segnalazioni da parte di anziani non autosufficienti che non sanno, i cui caregiver, chiamiamoli così, figli, non lo so che rapporti parentali siano, non riescono a trasportarli alle sedi vaccinali. I medici di base dicono ancora no, non c'è stato nessun accordo, io non faccio niente, non siamo organizzati eccetera, e sono lì in attesa, sono con over e over di età eccetera, con badanti per casa, per cui un certo movimento che esiste nell'abitazione. Non sanno a chi rivolgersi, come sbattere la testa, dicono il solo muoverli dal letto, dalla sedia a rotelle è un problema. Chiedono lumi, e siccome adesso parliamo di questo vi giro la patata bollente. Leggo l'altro messaggio: persone più fragili sono gli anziani in mobilità, non quelli fermi a casa, che incontrano al massimo 2 o 3 persone. Questa è un'altra considerazione. Sì, questo è un altro argomento. Vabbè, intanto vediamo uno per volta. È chiaro che su questo argomento le perplessità che ci sono tantissime. Allora, rispetto alle vaccinazioni a domicilio, adesso è stato stilato un accordo l'altro giorno con la Regione Veneto a seguito di un ulteriore precedente accordo nazionale con i medici di medicina generale per far sì che si rechino a domicilio delle persone non autosufficienti per poter effettuare il vaccino a domicilio. È chiaro che fare un vaccino a domicilio e fare un vaccino in struttura implica delle differenze proprio anche rispetto alla tempistica, però insomma non è che stiamo ragionando di fare le corse, la necessità è quella di vaccinare le persone. Quindi rivolgersi al medico di base? Il medico di base e il distretto sanitario. In questo momento so che in Regione si sta ragionando di organizzare le vaccinazioni per quelli che non possono andare presso le strutture e per i caregiver, che anche questi dovrebbero essere vaccinati, perché appunto c'è la necessità di sostenerli.
stanno ragionando in questo momento sulle modalità con cui recarsi presso i domicili delle persone non autosufficienti che non deambulano. Quindi pazienza, però comunque farlo presente proprio un medico di base. Sì. Poi c'è anche un altro problema. Un attimo solo, proprio... devo andare in pubblicità, poi lo parliamo. Spero non si faccia solo polemica. A me sembra, leggendo i giornali, che il Veneto sia molto virtuoso sulla somministrazione di vaccini in confronto alla maggioranza delle regioni in Italia, almeno così capisco. Rispondiamo a questo, affrontiamo l'altra questione attentamente. Precisa pubblicità, pochi secondi, poi siamo con voi.